uno dei compiti di servizi che avremmo potuto fare alla società ligure e genovese è di mettere a disposizione le nostre conoscenze scientifiche, quelle di amici nostri, e organizzare un qualche cosa che ci permettesse di mettere a servizio della società un insieme di competenze che a Genova esistono. E così che questa idea è partita, il nostro direttivo l'ha recepita e ha dato in carico al presidente della classe di scienza, di comunicare a una riforma ti serve? Mi serve? Ringraziarlo per il lavoro svolto. Sono stati 8-9 mesi di incontri, di lavoro, di prospettive, eccetera, che ha portato a questo complesso, che chiamiamo seminario permanente, in realtà poco, perché che oggi iniziamo ad offrire al pubblico. Ringrazio quindi lui. Non so. Si tratta di un progetto che loro hanno portato avanti, che si articola. C'è ancora un... Si tratta di un progetto che subito ha trovato, devo dire, anche un largo apprezzamento da parte del mondo delle aziende, diciamo del mondo operativo nel nostro contesto. E questo ci ha portato al sottotitolo. Noi volevamo fare qualche cosa in cui offrivamo il sapere e al sapere si è aggiunto il saper fare. Il risultato è stato il programma che vedrete, perché ve lo illustrerà Giancarlo Albertelli, che comunque ormai è in distribuzione anche attraverso i media e tutte le cose che era necessario fare. Un programma complesso che si articola in un complesso di attività che ci porterà fino al 25 di novembre, cioè praticamente fino agli ultimi giorni utili prima di quello che per noi è la cerimonia dell'apertura del nuovo anno accademico, inizio accademico. Ma la parola permanente, che inizialmente non era stata concepita, l'abbiamo maturata proprio nel corso dell'organizzazione di questa cosa. Abbiamo visto che l'interesse era tale, la disponibilità di persone competenti, uomini in scienza, uomini nell'azienda, eccetera, la vastità del tema, va molto al di là del titolo di transizione ecologica o transizione energetica, faceva sì che qualsiasi lavoro facessimo noi organizzato avrebbe richiesto una continuità. E siccome stiamo parlando dei temi che sono molto più importanti di tutti i temi politici, di tutti i temi economici, di tutti i temi che ci assillano giorno per giorno, perché qui si tratta della sopravvivenza dell'umanità, della sopravvivenza del pianeta, e dobbiamo viverla e esserne doti. Ecco che siamo arrivati a aggiungere questo permanente. Quindi quella tavola rotonda molto bella con cui si concluderà il nostro programma il 25 novembre sarà soltanto un arrivederci, perché già nei primi giorni dell'anno 22 lo seguiremo con altre attività che sono state viste. Devo dire che quando abbiamo parlato, abbiamo trovato un caldo appoggio da parte degli enti, quel giorno il comune e l'università ci hanno dato in un giorno il loro patrocinio, dico in un giorno perché è raro questo come evento, dico, abbiamo trovato un largo appoggio da parte del Ministero della Cultura, che è il nostro Ministero di riferimento, dato che siamo un'accademia di interesse nazionale, dico, e abbiamo trovato anche la Fondazione Caribia, che
ci ha dato un finanziamento ad hoc per questa operazione e c'è la Fondazione San Paolo che ci sostiene da anni in questo nostro lavoro. Quindi a tutti questi il nostro ringraziamento, un ringraziamento a voi che avete voluto essere con noi per dare l'avvio a questa operazione. Passo la parola al vicepresidente che vi mostrerà solo quanto qui viene, se vi nascosto. Grazie a tutti. Unisco i miei ringraziamenti personali per tutti voi che avete avuto il piacere di venire qui oggi. Saluto anche tutte le persone che sono in diretta streaming e dalle quali eventualmente ci aspetteremo anche qualche domanda. Questo seminario è nato dal desiderio del professor Massardo e mio di promuovere un convegno sull'energia, sulle risorse, sul clima e di trarre da questo seminario un testo scientifico ma comprensibile a tutti, nel quale fossero declinate tutte le fonti energetiche, le risorse rinnovabili e la loro disponibilità e distribuzione. Inizialmente ritenevamo che i temi trattati sarebbero stati di grande interesse, non pensando però che in questi ultimi tempi si sono trasformati prima in strategici e successivamente in emergenziali. Il progetto è stato presentato al Consiglio, che ha ricordato il Presidente, al Consiglio direttivo, che lo ha accolto assolutamente in maniera positiva e mi ha chiesto di individuare il nucleo di persone, di accademici, che avrebbero collaborato all'uscita del congresso. Allora, io li cito in ordine strettamente alfabetico, purtroppo io sono il primo, Banfi, Eva, Garzilli, Manuzio, Massardo, Sacconi. Ma a questi io aggiungo personalmente il presidente e il segretario che si sono dati veramente un grande affare, perché io li ho abbandonati per problemi personali e sono riusciti comunque, anche in assenza di una grossa parte di noi, a contribuire alla realizzazione. Ora, gli argomenti, come già ricordato dal Presidente, della transizione ecologica erano e sono talmente numerosi e importanti da non poter essere tutti adeguatamente trattati nemmeno in più incontri. Abbiamo quindi dovuto operare delle scelte e dare delle priorità, consapevoli che creando un seminario permanente avremmo potuto in futuro affrontarli tutti. Il seminario si terrà prevalentemente presso la nostra accademia, che oggi inizia appunto con la conferenza del professor Manuzzi, e la sua non è una conferenza facile, in quanto ha il compito di illustrare, trattandoli brevemente, quasi tutti i temi del seminario stesso. Il secondo appuntamento si terrà il 13 ottobre, con una mattinata dedicata ai cambiamenti climatici e dai loro effetti sull'ambiente marino, nella quale si parlerà di mare Mediterraneo e degli oceani Indiano e Antartico. Perché partire dal mare? Beh, diciamo che abbiamo voluto iniziare con una delle vocazioni che da sempre sono fondamentali per la nostra città. Il pomeriggio della stessa giornata sarà invece dedicato all'economia circolare, un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. Essa implica infatti l'utilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti per farli vivere il più a lungo possibile. Seguiranno una serie di conferenze che si sviluppano su 3 giovedì e un lunedì, dal 27 ottobre al 24 novembre, in cui l'Accademia incontrerà le principali imprese del nostro territorio. Erg, Duferco, Ansaldo Energia, Rina, alcune delle principali. Il 25 novembre termina, ma solo per quest'anno, il seminario permanente con una giornata articolata in 2 parti. Nella mattina, sempre presso la nostra sede, si parlerà di energie e risorse con 4 interventi particolarmente stimolanti ed attuali.
Nel pomeriggio ci trasferiremo nel salone del Consiglio del Palazzo della Camera di Commercio, via Garibaldi 4, per chiudere il seminario con una tavola rotonda dal titolo Transizione ecologica ed energetica e attuazione del PNRR. A questa tavola rotonda parteciperanno alcuni tra i rappresentanti più significativi delle nostre istituzioni e dell'industria genovese. Sarà, credo, molto interessante ascoltare come verrà delineato il futuro in un quadro culturale, economico, politico e sociale della nostra regione e del nostro paese. E lo sarà anche per i giovani che seguiranno tutte le fasi del convegno in collegamento streaming dalle aule di alcune facoltà delle università di Genova e di Ancona. Iniziamo ora, non ti rubo più tempo, no? Come da programma la conferenza Transizione energetica, tenuta dal professor Giulio Manuzio, professore di fisica del nostro Ateneo, accademico, eclettico, con interessi culturali estremamente ampi. Non dico altro perché tutti noi ti conosciamo come un grande conferenziere. Ma vediamo. Grazie. Grazie. Allora, il mio compito è tutt'altro che facile, spero di essere chiaro. Cercherò di dare una panoramica di tutto, ma soprattutto io sono fatto così, cercherò di andare al base, perché altrimenti se si vola troppo alto si rischia poi di crollare malamente. Allora, da questo punto di vista, io devo parlare di energia. Qui dentro ho una serie di illustrissimi colleghi che hanno lavorato tanto sull'energia, ma ci sono anche molti amici e molte persone e non è detto che cosa sia l'energia. Il primo sì, grazie. Sì, no, vengo di qua. Ma c'è il telecomando. Allora, questo qua. Allora, io vorrei dire che non comincio adesso la conferenza, ma faccio 3 premesse. Perché se poi incastro quegli argomenti nel corso della conferenza diventa tutto molto più complicato. Ci sono 3 premesse. La prima è come si può pensare all'energia da persone che non sanno precisamente che cos'è l'energia. Io ho una fortuna personale, la fortuna di essere amico di Dimitri Beriano, che è un attore dilettante ed è la voce del comune di Genova. Perciò questa, andiamo alla prossima, quello che c'è scritto lì sopra, lui se lo legge in modo tale che sia molto chiaro. C'è un altro microfono, comunque se vuoi. Energia. Per chi non ha molta familiarità con questa parola e vuole solo afferrarne il senso, può essere molto conveniente utilizzare la profonda analogia che esiste tra energia e denaro. Il denaro serve per poter portare a termine le transazioni commerciali. L'energia serve per portare a termine delle trasformazioni chimico-fisiche, biologiche. In una transazione commerciale avviene uno scambio di denaro tra i 2 contraenti. La quantità di denaro dell'uno aumenta, quella dell'altro diminuisce. In una trasformazione chimico-fisica biologica, una certa quantità di energia viene persa da una parte del sistema, che la cede a un'altra parte, incrementandone la dotazione. Quando non avviene alcuna transazione, la quantità di denaro posseduta da qualcuno ne costituisce il capitale. Quando non avviene alcuna trasformazione, il sistema è stabile. Il sistema
possiede una certa quantità di energia che rimane costante fino all'inizio di una eventuale transizione. Quando non si possiede un capitale, si è bloccati ed è impossibile fare qualunque acquisto. Quando l'energia di un sistema raggiunge il minimo possibile, il sistema rimane indefinitivamente stabile e bloccato fino a quando non riceve energia dall'esterno. In assenza di inflazione, la massa monetaria circolante dovrebbe rimanere sostanzialmente costante. L'energia dell'universo non subisce alcuna inflazione, dall'origine dell'universo è costante. Il capitale di una qualsiasi entità, persona, impresa, può essere posseduto sotto molteplici tipologie, quali ad esempio denaro contante, azioni, terreni. Come per i capitali, l'energia può essere posseduta da un sistema fisico sotto vari punti. Grazie Dimitri. No, scusate, io ho fatto questa lunga cosa, ma credo che parlare di energia senza che uno abbia la minima idea di come fare a pensarla mi sembrava abbastanza pesante. Dovrò parlare delle unità di misura dell'energia. L'unità di misura si chiama joule. Per chi non sa che cos'è un joule, con 10 joule si solleva 1 chilo di un metro. Questo è l'ordine di grandezza del joule. Tutti conosciamo il watt, sono joule spesi ogni secondo e va bene, vedremo di chiarire le cose. Secondo punto di chiarimento, di nuovo perché sia chiaro per tutti. I protagonisti di questo discorso sono 3 atomi e 5 molecole. Gli atomi sono carbonio, ossigeno, idrogeno. Le molecole le vedete disegnate di sopra. Biatomica per l'idrogeno e l'ossigeno, l'acqua triatomica, il metano laggiù in fondo, un atomo di carbonio e 4 di idrogeno, e il protagonista principale di tutto lì in basso, che è l'anidride carbonica. Bene, questa era la seconda notazione introduttiva prima di cominciare. Una terza cosa è, devo in qualche maniera parlare di temperatura assoluta e non vorrei che qualcuno si perdesse. Non c'è nulla di strano a parlare di temperature assolute. Noi usiamo la nostra normale temperatura centigrada. Ha senso parlare di 1000 gradi, di 100.000 gradi, di 1 miliardo di gradi. Non ha nessun senso parlare di meno 300 gradi, perché sotto meno 273 non si può andare. Perciò esiste una scala di temperatura che mette lo 0 a meno 273 e quindi il ghiaccio fonde a 273, l'acqua bolle a 373 e se noi misurandoci la temperatura in quella scala troviamo 310 va tutto bene, ma se troviamo 312 vuol dire che abbiamo 39 dicembre e dobbiamo prendere la sfida. Queste sono tutte premesse, spero che siano state chiare. A questo punto, nel corso della conferenza, a me piace sempre segnalare quando cambio argomento e quindi uso un segnalibro. Il segnalibro oggi è il listrosauro. Che cosa sia il listrosauro e cosa c'entri con questa conferenza lo scoprirete solo alla fine. Per ora è un segnalibro. Finalmente possiamo mettere il titolo di testa. Quello che è importante è il sottotitolo, perché è come smettere di usare combustibili fossili. Allora, la nostra storia comincia in un bel posto, a Tahiti.
Tahiti è un'isola con 2 grosse montagne, il Mauna Kea e il Mauna Loa. Il Mauna Loa è un centro di ricerca astronomica bellissimo e nel 1956 un certo signore Keeling laggiù ha messo su un osservatorio per rilevare la quantità di anidride carbonica presente in aria. Quel grafico ha 2 cose notevoli. Una è un'oscillazione. È la natura che respira, la natura vegetale che respira CO2. Ve lo spiegherà meglio il mio amico Claudio Eva nella prossima conferenza sul clima. L'altra cosa è che si vede una salita. È una salita da più o meno 300 parti per milione di CO2 in aria verso i 400 parti per milione in aria. E uno dice, oh, è cresciuta la CO2, sono parti per milione, pazienza. Ma se uno ricorre, e di nuovo credo che avrete spiegazioni su come si fa, a dati che riguardano l'andamento della CO2 tra il 1700 e il 2000, lì si parte dal 1956, si trova questa curva. È una curva abbastanza piatta all'inizio che poi si inerpica sempre più velocemente verso l'alto. A questo punto uno dice, va bene, aspetta, andiamo ancora indietro, vediamo che succede nell'arco degli ultimi 10.000 anni e trova questa curva. Quella curva dice che la CO2 è rimasta costante fino al 1900 giù di lì e poi si sta inerpicando molto velocemente. Ma uno può andare ancora indietro. Andiamo a 400.000 anni. Se io vado a 400.000 anni trovo questo grafico. Quel grafico ha tutta quella serie di oscillazioni perché negli ultimi 400.000 anni ci sono stati periodi come l'attuale, periodi di glaciazione e dunque diciamo durante la glaciazione la CO2 scende. Comunque non c'è mai stato nessun momento negli ultimi 400.000 anni in cui la CO2 è salita oltre 300 parti per milione e oggi siamo a 400. Ma di nuovo uno può dire, vabbè, abbiamo messo un po' di CO2 in aria che te frega. Ecco, il problema è quali conseguenze ha la maggiore quantità di CO2 in aria. E qui bisogna andare di nuovo ai basic. Come si forma la temperatura della Terra? Questa è la domanda. Allora, nei libri da bambini ci sono disegnini del tipo di quello che voi vedete. Il Sole manda calore sulla Terra e quindi scalda la Terra. Facciamo un disegnino per persone grandi. Il disegnino per persone grandi dice: il Sole è un oggetto che irradia continuamente energia, ma anche la Terra irradia continuamente energia, perché qualunque superficie, quei libri, il mio naso, i vostri abiti, stanno irradiando energia. Il Sole irradia luce e va bene. Noi irradiamo infrarossi o altre, diciamo, o comunque radiazioni elettromagnetiche di vario tipo, ma il problema è che tutti e due irradiamo energia.
Allora, il problema è, dal Sole arriva una certa quantità di energia. Se la mettiamo in pancia, se la teniamo sulla Terra, la temperatura della Terra sale. Se diciamo, ne mettiamo più di quella che arriva, la Terra si raffredda. L'equilibrio che cos'è? È ovvio. Tanta energia arriva, tanta ne deve andare via. Per chi sa usare un calcolatorino modesto, è facile imporre che l'1,5 e 10 alla 17 joule che arrivano dal Sole deve uguagliare la formula che definisce la temperatura che deve avere la Terra per irraggiare esattamente quell'energia. Il risultato che uno ottiene, se fa sto conto, è che la Terra sta a meno 18 o 15, meno 18 o meno 15, non me lo ricordo, gradi. E uno dice, no, non è vero, non ci stiamo. Difatti, il conto è sbagliato perché non tiene conto del fatto che la Terra è circondata dall'atmosfera. Allora, se uno tiene invece conto dell'atmosfera, il bilancio diventa più complicato. Allora, voi avete, ci sono anche i numeri che sono watt metro quadro. 341 watt arrivano dal Sole, ma 79 vengono subito riflessi. Un po' vengono riflessi dalla superficie terrestre, per cui più o meno metà dell'energia che arriva dal Sole viene ributtata via. Poi dice, oddio, allora la Terra si raffredda. No, perché le stesse... Se vuoi c'è un puntatore. No, sì, vabbè, posso farlo. Non è vero, dicevo, che la Terra si raffredda, perché quello stesso strato di nuvole evaporabili che stanno nell'atmosfera riflettono indietro l'energia che la Terra emette. Lì c'è tutto il bilancio, ci sono i dati, c'è tutto quello che volete, ma risulta da quello che io ho detto, almeno spero che risulti, che il vaporacqueo che è per aria, le nuvole soprattutto, sono una specie di copertina che crea quello che si chiama l'effetto serra, di rimandare indietro la radiazione che se ne andrebbe, e in questo modo tiene la Terra più calda di quel conto banale e sbagliato che non teneva conto della realtà di cui parlavo prima. Oggi la temperatura media della Terra è 15 gradi e vorrei che quel numero in rosso restasse lì. L'energia media che riceve ogni metro quadro della Terra, l'energia che riceviamo diviso la superficie di tutta la Terra, è 161 watt a metro quadro. Bene, ma allora a questo punto, fin qui abbiamo detto che l'acqua fa questo gioco di copertina. E la CO2 aiuta l'acqua. È una molecola triatomica come l'acqua e quindi l'aiuta. Per cui fa crescere, aumenta l'effetto copertina, fa crescere la temperatura della Terra. Come la fa crescere? Qui si va nel difficile, perché bisogna fare dei modelli. E i modelli, se uno li brocca, tutto bene. Se no, se trova qualche effetto non lineare, qualche pacciughetto, andiamo male. Dov'è il puntatore, per favore? No, allora. Allora, il grafico di là. C'è le parti per milione di
all'idride carbonica. Questa più o meno è la situazione attuale. Se smettiamo di mettere CO2 in aria, la, diciamo, quantità di CO2 scende un po', ma non va a zero. Non va a zero, e stiamo parlando dell'anno 3000, stiamo parlando di migliaia di anni. La temperatura adesso è salita di 1,5 gradi, ma se noi smettiamo oggi di consumare CO2, scende un po', ma i figli dei figli dei figli dei nostri figli si beccano 1 grado di più di temperatura. E oggi sappiamo bene che 1,5 gradi che abbiamo provoca un bel po' di pasticci. Ma naturalmente non è possibile smettere di correre. Quindi la temperatura andrà su e si prevede di stoppare a 3 gradi in più la temperatura entro il 2050, ma 3 gradi in più, vi giuro che secondo me è tanto. Cambio argomento, c'è il segnalibro. Allora, la finale del discorso non può che essere: dobbiamo smettere di usare combustibili fossili. Dobbiamo smettere di usare CO2, di mandare CO2 in atmosfera. E quindi dobbiamo esaminare quali sono le tecniche alternative di produzione dell'energia. Il gruppetto di sopra, l'idroelettrico, il legno, la fermentazione, la geotermia, più o meno li stiamo usando, li conosciamo e quindi ne conosciamo vantaggi e limiti. La geotermia sarebbe bellissima, ma è difficile cavare energia, calore dall'interno della Terra senza cavare insieme a quello un sacco di altre porcherie, se lo posso mettere così, se tu me lo consenti. E l'energia nucleare è un bel discorso, e di quello eventualmente ne parlerà Pallavicini quando verrà qui a parlare di questo. Poi le altre sorgenti sono quelle sotto. Vi faccio notare che tutte quelle in giallo sono di riffa o di raffa energia solare. È tutta energia solare. Diciamo, dei sistemi meno noti, le celle fotovoltaiche e le pale eoliche sono quelle che oggi sono le più sviluppate, ora ne parliamo. Le onde, le correnti marine, l'osmosi, le maree dovute alla luna sono un po' più in divenire. E mi fa piacere farvi vedere questo grafico. Allora, attenzione, perché è un grafico in scala bilogaritmica e sono sempre difficili, ma da quella parte c'è il costo per megawatt dell'energia ricavata dai campi eolici in mare, dai campi eolici a terra, dal solare fotovoltaico, e c'è anche l'energia nucleare, non va bene? Più il carbone, che è quello che massicciamente noi consumiamo. Da questa parte invece c'è la potenza totale che è stata già installata. E come vedete sono in grande spolvero sia il solare fotovoltaico che i campi eolici a terra, i quali promettono nel futuro di avere dei prezzi ragionevoli. Quindi è giusto pensare al momento attuale che se vogliamo rinunciare ai combustibili fossili, conviene puntare sul fotovoltaico e sull'eolico. Adesso però qui
ritorna la stessa tabella di prima con dei commenti. Guardiamo solo le celle fotovoltaiche e le pale eoliche. E beh, lì l'energia che noi ne ricaviamo è energia variabile. Il sole un po' c'è, un po' non c'è, di notte non c'è, il vento lo stesso. Quindi abbiamo un primo problema che è quello della variabilità della serpentina. E poi un secondo problema, che è l'impianto. Se è un impianto grande, non un impianto piccolino, ma se è un impianto grande sia di fotovoltaico che di pala eolica, è messo da qualche parte e sta lì. Mentre noi, quando facciamo benzina, mettiamo la benzina nell'automobile, ce la portiamo dietro ed è la riserva di energia. Qui, come si fa? Questo è problemi, segnalibro, i primi problemi che hanno l'eolico e il solare. Problema dell'accumulo. Arriva il vento, uno produce energia con la pala eolica e non ne ha bisogno subito. Lo vuol mettere da qualche parte per usarlo 5 ore dopo. Dove la mettiamo questa energia che l'eolico ci regala? Punto interrogativo. Secondo, problema della trasportabilità. Questa energia dobbiamo metterla da qualche parte in modo tale che poi, che so, possiamo andare in macchina mettendola nell'automobile. E questi sono due bei problemi. Sono due bei problemi, ma bisogna ricordarsi che noi ci insistiamo con queste cose da 300 anni, ma più o meno da 3 miliardi di anni la natura ha già risolto il problema. La fotosintesi delle piante è un meccanismo che cattura l'energia del sole. Qui andiamo veramente al solare e lo nasconde dentro una molecola, tipicamente la molecola di glucosio. La molecola di glucosio viene fatta nella fotosintesi con 6 molecole di CO2 e 6 di acqua. Nell'organismo, quando c'è bisogno di energia, viene degradata ad acqua e a CO2. Ed è energia nascosta dentro una molecola. Allora, siccome stiamo cercando di parlare di cose di base, mi permettete un attimo di chiarire come mai una molecola può immagazzinare energia. Allora, dice un titolo: vincere una battaglia ma perdere una guerra. Io sono sempre arrabbiatissimo con chi usa quei modelli lì che ho usato anch'io, senza precisare cosa vogliono dire e quali ne sono i limiti. Lo dico perché inducono in errore la maggior parte delle persone, tagliano le gambe e impediscono di capire delle cose. Sono 2 i motivi per cui sono criticabili quei modelli. Allora, intanto, uno meno importante è il primo di cui parlerò, e il secondo, che secondo me è il più importante di tutti. Allora, prima di tutto, cosa servono quei modelli? Quei modelli servono a chiarire che una molecola non è un pasticcino fatto con un po' di atomi messi lì, ma gli atomi si dispongono in una configurazione abbastanza precisa. E questo è utilissimo in biologia, in un sacco di settori. E qui si vince una battaglia. Ma tanto non si dice perché succedono quelle cose lì. Primo.
E secondo, vedete, in queste rappresentazioni gli atomi sono delle sfere. Va bene, vuol dire che occupano un certo volume dello spazio. Però tutti sanno che gli atomi sono fatti da un nucleo con degli elettroni intorno. Bene, non appena una molecola si forma, gli elettroni più esterni di un certo numero di atomi smettono di stare intorno ai loro atomi. È sbagliato dire che questo è un atomo di idrogeno. Qui tutt'al più ci sta il protone dell'idrogeno, ma l'elettrone che gli girava intorno va a girare intorno alla molecola di ossigeno, poi se ne va dall'altra parte, poi fa tutti i giri che deve fare. E in questo modo squilibra elettricamente il sistema, per cui il sistema si riaggiusta e assume esattamente quelle configurazioni che il modello indica. Quindi, diciamo, un difetto di quelle rappresentazioni è che uno pensa che gli atomi rimangano lì. E invece no, gli atomi vanno a spasso e determinano la configurazione. Ma la cosa importante è, ma come la determinano? La determinano in modo tale che abbia la massima stabilità possibile, che vuol anche dire la minima energia possibile. E questo vuol dire che se io partendo da 2 atomi di ossigeno e 1 di carbonio formo una molecola di CO2, l'energia del sistema prima è maggiore dell'energia del sistema dopo, e per passare da lì a lì il sistema deve buttare fuori un po' di energia. È un po' approssimato quello che dico, ma va bene per capire. E allora il problema è che il nostro Dimitri questo ce lo racconta bene. Le molecole sono sistemi legati. La configurazione delle molecole risulta essere quella di massima stabilità. Quando una molecola si forma, gli elettroni esterni agli atomi che compongono la molecola modificano la loro configurazione iniziale, disponendosi e costringendo gli atomi della molecola a disporsi in una configurazione spaziale finale caratteristica. L'energia legata alla struttura di una molecola è certamente minore dell'energia dei suoi atomi quando essi sono separati. A titolo di esempio, e per capire gli ordini di grandezza, si ricordi che l'idrogeno gassoso è formato da molecole costituite da 2 atomi di idrogeno incollati insieme. Per schiumare tutte le molecole contenute in 2 grammi di idrogeno, nella quantità che i chimici chiamano mole, e cioè per separare uno dall'altro i 2 atomi di tutte le molecole che compongono 2 grammi di idrogeno, occorre spendere un'energia pari a 436.000 joule. Stiamo parlando di 2 grammi di idrogeno e di un'energia con cui si solleva una tonnellata a 44 metri di altezza. Grazie. È importante questo perché altrimenti uno non riesce a realizzare il fatto delle enormi quantità di energia che uno ha a disposizione se sa sfruttarla dentro le molecole. Bene, allora, chiarito questo, come ottenere energia dal metano, se volete, lo guardiamo. Uno parte con 4 atomi di idrogeno, 4 di ossigeno, 1 di carbonio. Se si legano in modo da formare una molecola di metano e 2 di ossigeno, l'energia scende un po'
e il sistema ne butta via un po'. Ma se poi uno riaggiusta la configurazione riutilizzando esattamente gli stessi atomi, le stesse molecole di partenza, gli stessi atomi di lassù, uno ottiene ulteriormente dell'energia. Per chiarire, perché sennò magari è complicato, questo è quello che facciamo tutte le volte che accendiamo il gas per scaldare, per fare la pasta. In quel caso, siccome deve essere buttata fuori dell'energia, l'energia non può che essere divisa tra i componenti, le molecole che escono dalla reazione. Quindi sono molecole che vengono sparate fuori ad alta velocità, che vuol dire alta temperatura. Perché? Perché adesso ve lo spiego, ma finiamo con queste tabelle. Metano contro idrogeno. Ecco una possibilità di fare la transizione energetica. Se brucio del metano faccio CO2 più acqua, se brucio dell'idrogeno, bruciare vuol dire combinare con l'ossigeno, faccio due innocentissime molecole d'acqua. Quindi se io riesco a procurarmi del metano, adesso ne parliamo, e a bruciarlo, io ottengo parecchia energia, lì ci sono i numeri, e non produco CO2. Bene, adesso mi scuso, ho le mie idiosincrasie. Allora, le idiosincrasie sono queste, perché quel modello di cui parlavo prima induce in errore e mi fa sempre arrabbiare. Noi viviamo nel nostro mondo macroscopico. Nel mondo macroscopico un oggetto si mette in equilibrio quando è fermo. Poi c'è la luna lassù che gira, ma nel nostro mondo piccolo gli oggetti sono in equilibrio se sono fermi. Quelle strutture messe in quel modo hanno quelle marche spaventose. Per cui uno dice, vabbè, gli atomi stanno lì e non si muovono. Per giunta ci si mettono i nostri amici geologi, i quali ci spiegano che nei cristalli gli atomi si mettono bene ordinati nel reticolo cristallino. E quindi noi siamo convinti da tutta questa serie di ragionamenti a pensare che nel mondo microscopico una cosa in equilibrio necessariamente ferma. Nel nostro mondo, se arriva qualcuno che dice ho inventato un moto perpetuo, tutti lo prendono a sassate. Si sa, è uno dei cardini della termodinamica che il moto perpetuo non esiste a livello macroscopico. Ma nel mondo microscopico non si può neanche cominciare a pensare a un oggetto completamente fermo. È vietato. Ma a parte questioni di principio, c'è il meccanismo dell'agitazione termica. Il meccanismo dell'agitazione termica è fondamentale per capire come si è sviluppato il mondo. Lì c'è il mondo dell'entropia, non vogliamo scherzare. Nel mondo microscopico è tutto freneticamente in agitazione. E questo è qualcosa che deve essere detto. E va bene, mi sono tolto un sassolino dalla scarpa. Ma io direi che 17:59. C'era un'altra lettura, lascio solo quella, ma la salto perché altrimenti vi tengo qui troppo tempo. Vado avanti. Ecco,
i problemi e le limitazioni dell'idrogeno e i problemi delle batterie. Allora, abbiamo detto prima che le due sorgenti, l'eolico e il fotovoltaico, sono sorgenti variabili. E abbiamo detto che abbiamo bisogno di mettere energia da qualche parte quando loro ce lo forniscono per poterlo poi utilizzare quando ci servirà. I metodi sono due. O si fabbrica idrogeno, e abbiamo visto che bruciando poi va tutto bene, oppure si usano le batterie. Ma sia l'uno che l'altro hanno dei loro bei problemi. Ne parleranno molto nel proseguo di tutta questa attività, ma è giusto accennarle subito. Il primo problema, l'idrogeno è un problema. Io ho scritto l'uccellino FG. Non esistono miniere di idrogeno. Tutte le volte che si è formato dell'idrogeno è l'unico gas, il quale è così leggero che non viene trattenuto dalla gravità. Appena è formato se ne vola via, è nello spazio. E quindi qui di idrogeno da bruciare non ne arriva. E quindi se vogliamo usarlo per la transizione ecologica, lo dobbiamo fabbricare. E lo dobbiamo fabbricare con una sorgente pulita. Non possiamo certo fabbricarlo bruciando metano. Quindi l'unica possibilità è farlo con l'eolico o col fotovoltaico. Allora, qui c'è un esempio di una possibile, diciamo, utilizzazione dell'idrogeno in ambito ecologico. È un esperimento che viene fatto in questo momento su piccola scala in Inghilterra. Hanno messo un certo numero di pale eoliche vicino a un paesino che sta ovviamente sull'Atlantico in modo tale da avere tanto vento. Quando le pale eoliche girano e fabbricano energia elettrica, l'energia elettrica viene utilizzata con una cella elettrolitica per scomporre l'acqua in ossigeno e in idrogeno. L'ossigeno lo lasciano andare, l'idrogeno lo mettono in appositi serbatoi, un gas in pressione. Questo è tipicamente il modo in cui l'idrogeno può essere utilizzato per immagazzinare energia da qualche parte. Dopo, sempre nello stesso paesino, hanno costruito una rete di tubi i quali portano l'idrogeno nelle industrie e nelle case di questo paesino. Lì la gente apre il fornello e brucia idrogeno. È chiaro? Allora, questo è l'altro modo, il primo era quello dell'accumulo, questo è l'altro modo in cui uno può usare l'idrogeno. Lo mette in una bombola da qualche parte, lo mette in una bombola in Tunisia, poi mette un bel tubo che arriva fino in Sicilia e in Sicilia si ritrova l'idrogeno. L'idrogeno usato, come viene usato oggi il metano, salvo le esplosioni nel Mar Baltico, diciamo per trasportare l'energia da un punto all'altro. Però, come voi capite, è un bel problema. E il problema è che si ottiene molto meno energia, molto meno, quasi la metà, dell'energia bruciando l'idrogeno rispetto a quella che uno consuma per produrlo.
Poi ci sono altri problemi, la sicurezza, le esplosioni, tutte queste cose qui, ma il problema grosso principale è quello. Anche le batterie hanno problemi, non piccoli. Intanto, diciamo, non è che siano particolarmente convenienti. Per esempio, verificato, se uno usa la carta di credito può ordinare alla Tesla una batteria la quale ha 3 megawattora, nutre 3.000 famiglie per un'ora, ed è un bestione più o meno grande come un container. Le batterie pesano e hanno dei bei volumi. Quindi, diciamo, non sono sistemi che concentrano in maniera particolare. Sono oggetti ingombrati, il rapporto energia-peso è 200 wattora a chilogrammo. Ma la cosa peggiore delle batterie, poi durano relativamente poco, ogni 5-10 anni, quelle che stanno nelle macchine devono essere sostituite. Il problema peggiore è che richiedono materiali rari, dislocati in maniera disuniforme sulla superficie della Terra e, come ci dirà la Adriana Saccone al momento giusto, ci sono anche dei materiali che vengono usati che sono in quantità troppo limitata per pensare di farne un uso estesissimo. Questo pone dei problemi geopolitici orribili. In questo momento chi fabbrica batterie al litio sono i cinesi e il rischio è di passare dalla dipendenza dalla Russia per il metano alla dipendenza dalla Cina per le batterie. Dunque, le batterie sono qualcosa che può sicuramente contribuire alla transizione ecologica. La cosiddetta transizione ecologica, diciamolo qui, deve essere un mix equilibrato di tutte quelle fonti che c'erano prima, ma anche questa, diciamo, anche le batterie sicuramente non possono essere meno che mai l'unica soluzione. Ma accenno solo velocissimamente che nella transizione energetica non bisogna mai dimenticarsi che la pala eolica messa lì funziona, ti dà energia e va bene, ma costruire la pala eolica, poi smontarla ha dei costi energetici, dei costi ambientali, ha tutta una serie di costi che devono essere inclusi nel bilancio di una corretta transizione ecologica. Vado avanti e adesso arriviamo all'istrosauro. Allora, ti dispiace? È cortissimo. Il listrosauro è notevole per il fatto che è stato rinvenuto in diversi continenti ed è vissuto per svariati milioni di anni. Nel Triassico inferiore, appena dopo la grande estinzione di fine Permiano, il litrosauro fu l'erbivoro più diffuso sul pianeta. Questa fu l'unica occasione in cui la Terra venne dominata in misura così prevalente da una singola specie animale. Grazie. Nessuno credo mai sentito parlare di listrosauri. A me è piaciuto molto, proprio per questo motivo, che è l'unico di cui si trovano sostanzialmente scheletri quasi ovunque. Il mio amico che è andato a fare una ricerca dice che lo ringrazio per la ricerca, dice che in America non ci sono i resti dell'istrosauro, ma perché ne parlo? Perché noi siamo la seconda specie diffusa su tutto il pianeta.
E giustamente l'amico Giancarlo mi dirà domani, quando andranno a cercare, li troveranno ossa nostre da tutte le parti, ma non in Antartide. E vabbè, lui non li aveva in America, noi non li avremo in Antartide. Ma il punto vero della transizione ecologica su cui meditare un momento è che siamo tanti. E grazie anche alla transizione, diciamo, all'uso dei combustibili fossili, abbiamo continuato a crescere. Vi do pochissimi numeri. Dunque, dal Sole arrivano 175.000 terawatt, lasciate stare, ma solo di questo contingente, solo 215 sono disponibili per i processi biologici. Qui scusate, ma direi abbiamo tempo, va bene. Scusate, ma mi tolgo un altro sassolino dalle scatole. Allora, abbiamo detto che l'energia arriva dal Sole lungo raggi perfettamente rettilinei e con pacchetti di energia che contengono molta più energia, 20 volte più, dell'energia che invece la Terra butta via e irradia. E non solo, la Terra, quei pacchetti in così gran numero, li butta via in tutte le direzioni. Arriva dell'energia che in qualche modo possiede dell'ordine e questa energia in pari misura se ne va, portando via un grande disordine. Non mi chiedete di spiegarvi perché, ma lì c'è nascosto il segreto dell'esistenza della vita sulla Terra. Il salto di entropia dalla luce del Sole all'albedo terrestre nasconde la possibilità che esista la vita. Scusate, ma mi sembrava giusto dirlo in questa maniera. Comunque, sulle terre emerse ne vengono usati 152 e questo va bene. Ma noi ne consumiamo 8. Noi consumiamo il 5, più del 5% dell'energia diciamo di origine che serve alla vita sulla Terra rispetto a tutte le altre specie. 5%. Vi rendete conto di che cosa vuol dire? E per di più il nostro consumo totale di energia non solo sfrutta quelli lassù, ma siccome quelli sono 8 rispetto a 25, vuol dire che tutto il resto è energia che noi usiamo utilizzando i combustibili fossili. Cioè noi usiamo il doppio dell'energia che usavano i nostri antenati prima del 1700, il triplo dell'energia che consumavano i nostri antenati prima del 1700 per mandare avanti la nostra civiltà. Quindi apparentemente il nostro fabbisogno di energia è solo lo 0,15 per 1000 dell'energia proveniente dal Sole. Uno dice roba piccola. Sì, però un momento. Tanto le superfici dell'oceano non le possiamo utilizzare per ricavare energia. Quindi dobbiamo limitarci alla terraferma. Una cella fotoelettrica consuma, diciamo, un rendimento dell'ordine del 20%. Quindi bisogna estendere la superficie usata per raccogliere l'energia solare. Insomma, se uno va avanti, non va, diciamo, poi tanto sotto una frazione dell'1% della superficie terrestre da usare per catturare l'energia che ci serve, qualche per mille. Sono scherzi. Bene, allora qui viene l'altro problema grosso. L'energia solare è energia distribuita.
161 watt a metro quadro. Bisogna, a parte del discorso che facevo prima, era inserita in quello. E qui c'è una transizione grossa da fare. Perché se uno costruisce una centrale termoelettrica, una centrale nucleare, un impianto, diciamo, di una centrale idroelettrica, e beh, questa occupa 1 chilometro quadro, 3, mentre noi dobbiamo occupare un sacco di spazio. E qui ci sono un po' di dati, ma ho cercato di concretizzarli un momentino pensando alla nostra regione. Ho scritto tutti i dati che ho usato. Sicuramente non sono completamente giusti, ma gli ordini di grandezza, quello sono sicuro che sono giusti. Allora, le centrali elettriche italiane hanno una capacità di generare energia maggiore di 100 gigawatt. Il consumo medio è 30, picchi fino a 60. La popolazione ligure è il 2,7%, dunque noi avremmo bisogno di un paio di gigawatt. Gigawatt vuol dire 1 miliardo di watt. Allora, facciamo l'ipotesi di dire ne ricaviamo 1 gigawatt con l'eolico e 1 gigawatt con il fotovoltaico. Così, proviamo. E immaginiamo che la resa media di una pala eolica sia 500 kW. Le pale eoliche di solito viaggiano intorno a megawatt come potenza ammissibile, ma poi un po' c'è dentro, un po' non c'è. Più o meno ci ho messo 500 kW da correggere con i dati veri. Questo fa 2000 pale eoliche di grandi dimensioni. Per avere l'eolico ci vogliono 25 km quadri di celle solari. 25 km quadri in Liguria. Allora, si può fare. Se ci mettiamo proprio di impegno, si può fare. Cominciamo a ricoprire di celle fotovoltaiche il lago del Brughetto e lì ci siamo fatti il primo chilometro quadro. Ed è una cosa importante, diciamo, molto utile ricoprire i laghi con delle celle fotoelettriche. Però ne restano altri 24 da coprire e via di questo passo. E ho tenuto conto solo dell'energia elettrica. E quindi, finora io vi ho illustrato tante difficoltà intrinseche alla trasformazione energetica. Io ho fatto un accenno, una carrellata, spero che sia stata sufficientemente esaustiva su tutti i problemi, senza entrare in dettaglio in nessuno. Abbiamo tutta una serie di conferenze per entrare nei dettagli. Ma anche se ho illustrato tante difficoltà e tanti problemi, io credo che dobbiamo assolutamente fare questa transizione, perché già adesso ai nipotini dei nipotini dei nipotini noi comunque lasciamo una temperatura della Terra più alta di 1 grado centigrado. È vero che c'è qualcuno che sta già pensando come fare a tirar via la CO2 dall'atmosfera. E magari la cosa è anche possibile. Non faccio ulteriori commenti. Io credo di avervi annoiato abbastanza e chiedo scusa.
Grazie. Chiedo a coloro che sono collegati via streaming se vogliono fare domande, per favore che scrivano sulla chat, così leggiamo le domande e le sentiamo. In audio, qui in presenza nella nostra sala non è un problema. Se avete delle domande da fare, siamo ben contenti di poter ascoltare e dare delle risposte ove possibile. È stato così talmente chiaro? Prego. Lì. Tornando a quello che è la tua valutazione sulle pale eoliche in un territorio come quello ligure, cosa ne pensi di pale eoliche invece in ambiente marino? Ma dunque, tu hai visto quel grafico che ho mostrato prima, sono ancora abbastanza costose, diciamo così. E certamente è possibile metterli, però devi tener conto di una cosa: le pale eoliche sono tutto sommato delle cose abbastanza svantaggiose. Ti spiego perché. Allora, noi abbiamo 160 watt a metro quadro di energia media che arriva per metro quadro. Diciamo che noi siamo, quello è il valore medio, poli ed equatore, diciamo che noi siamo un po' meglio, siamo 200-250, va benissimo, ma la resa fotovoltaica è il 20% e quindi si scende parecchio. La resa degli impianti eolici offshore è 1 watt a metro quadro. Quindi sono degli oggetti che devono avere delle estensioni incredibili, perché altrimenti si influenzano uno con l'altro e anzi c'è gente alla quale si sta preoccupando che, per esempio, i cinesi hanno fatto un gigantesco impianto che fa 20 gigawatt, una roba pazzesca, in un angolo dove hanno un po' di deserto, ma la presenza delle pale eoliche che assorbe tutta quell'energia modifica localmente il clima. E però la risposta vera alla tua domanda si può. Non c'è nessun problema, ma teniamo conto che viaggiano a 1 watt a metro quadro. E tu ti fai facilmente i conti dei metri quadri che servono. Io uccido. È il tema del, diciamo, credo dell'esaurimento della capacità fotosintetica della Terra, quello di cui parlava quando ha detto che possiamo utilizzare soltanto 275 terawatt su 175.000. Ma è questo, è quello che succede. È una cosa che non riesco ad afferrare, abbia pazienza. Quindi non è la sua spiegazione difettosa. L'ho letto anche su Diamond, il collasso, un bellissimo libro, Jared Diamond, e questo non mi è chiaro, abbia pazienza, le chiederai sempre. Mi scusi, ha perfettamente ragione e parleremo che possiamo usare solo 275. Sì. no, ma il problema mi scusi. Allora, il problema non è che noi ne possiamo usare il 275, è che la natura ne utilizza il 275. Non dipende da noi, cioè dell'energia che arriva, lei ha visto, metà se ne va via. Un certo po', mi pare 8 terawatt, se mi ricordo bene, vengono usati per la circolazione dei venti e delle correnti, cose di questo genere, cioè di tutta l'energia che arriva, quella struttura viene utilizzata dalla Terra e
certo modo. E quel dato lì è il dato della vegetazione che noi abbiamo oggi, perché è la vegetazione che assorbe l'energia solare e poi gli erbivori si mangiano l'erba e si beccano quello che l'erba ha sintetizzato. Noi ci mangiamo erba e animali e quindi ci becchiamo quelli che loro ci danno. A ogni anello più o meno c'è un utilizzo che continua a diminuire, ma quello non ci possiamo mettere becco. È quello perché il mondo è fatto così. Non so se ho risposto alla sua più alte. C'erano miliardi di alberi, lo sai, collegato. Certamente. Ma certamente, è assolutamente collegato. Però tenga presente, diciamo, se piantato, mi permetta di parlare di un'altra cosa. Io avevo un amico il quale si preoccupava molto appunto delle perdite di energia, di tutti questi problemi necessari, perché io a casa mia ho una veranda e sulla veranda ho messo da tutte le parti del nastro in modo che non ci siano correnti che entrano. Posso essere leggermente volgare? Udiva, ti tuffa quello che dicevano. Allora, possiamo piantare 24 alberi, ma con 24 alberi dove andiamo? 1.000 miliardi. È la proposta di Stefano Mancuso. Ma sì, ma certamente, sì, ma sicuro. Difatti esiste una possibilità che è quella di usare le alghe per assorbire l'energia del sole e poi utilizzarle per fabbricare molecole energetiche. È tutto possibile. Io ho citato solo delle fonti limitate, ma sono perfettamente d'accordo che se noi piantiamo tutti quegli alberi, sicuramente riusciamo ad aumentare quella quantità che lo meravigliava e che è scritta lì. Verissimo, assolutamente vero. È un modo possibile per diminuire la quantità di CO2 presente in atmosfera. Ma attenzione, è un modo per diminuirla, non è un modo per sostituire i combustibili fossili. Se continuiamo ad usare i combustibili fossili, sì, io non ho fatto i conti. Può darsi che possiamo continuare ad usare combustibili fossili se mettiamo sulla Terra un numero sufficientemente grande di piante. Non so dirle se la cosa funziona oppure no. Mi sembra difficile. Così a naso, però può darsi che invece il conto dica che si può fare. Se posso aggiungere qualcosa a questo aspetto? No, ma Una piccola considerazione, se dove non ci sono le piante, perché non ci sono le piante, o perché non riescono a crescere o perché abbiamo disboscato noi per nutrirci. Siamo 9 miliardi, quindi non avete il Certo, è quello, è lo spazio per metterle anche, che non è poco. non solo, però volevo aggiungere alcune cose. Primo, è vero che la deforestazione ovviamente è un problema, perché le piante servono. Senza le piante noi non possiamo vivere in questo pianeta. Però è stato dimostrato, è stato pubblicato recentemente su Science e anche su altre riviste, che l'aumento della temperatura media del pianeta riduce la capacità di produrre della capacità fotosintetica delle piante. Nelle piante si innesca anche un processo di nanizzazione, cioè le piante tendono
a diventare più piccole, quindi a produrre, avere meno fotosintesi. Quindi c'è un effetto anche in questo senso, cioè mettere certamente 1 miliardo di alberi va benissimo, teniamo conto che però anche su loro poi c'è un'influenza significativa comunque dei cambiamenti climatici che abbiamo. Grazie. Ci sono domande sulla chat? No. Se non ci sono altre domande, io ringrazio il professor Muzio per la conferenza. Mi scuso se abbiamo preso un po' di tempo. No, ma come vedi, ho imparato. Ok, quindi diamo appuntamento per la prosecuzione del nostro seminario permanente al 13 di ottobre. Sarà una sorta di mini congresso quello che faremo, in quanto ci sono 4 relatori dalle 9:30 del mattino. Professor Eva, dove stiamo andando? Il clima, dove stiamo andando? Roberto da Novaro, impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi del Mediterraneo. Monica Montefalcone, capacità di rigenerazione delle scogliere polarine martidiane e gli effetti del cambiamento globale. Paolo Rivaldi, l'importanza della biogeochimica per valutare gli effetti del cambiamento climatico sull'ecosistema andato. Allora, i cambiamenti climatici, lo sottolineo, si sentono meno nell'ambiente marino, perché tendenzialmente è un sistema conservativo. Troviamo già ad oggi delle grosse modifiche, non solo da un punto di vista, diciamo, della fauna, quindi macroscopiche, ma a livello chimico dell'acqua. Quindi stiamo parlando di qualcosa che conoscono bene i nostri colleghi. C'è un'acidificazione dell'acqua. L'acidificazione dell'acqua porta, ad esempio, all'impossibilità di avere gli scheletri calcarei. Ma quindi stiamo parlando di un problema a livello mondiale e si vede particolarmente, ad esempio, negli ambienti estremi come l'Antartide. Ma questo magari ce lo racconterà a Paola. Posso divertirvi ancora un momento? Avete visto quanto ci mette la CO2 che scende sempre lentamente? Sapete qual è il ciclo principale della CO2? La CO2 la mettiamo in acqua, il 60% va in acqua e una parte di quella che è in acqua sarà acido carbonico, H2CO3. L'H2CO3 forma dei carbonati. I carbonati sono pesanti, precipitano sul fondo dell'oceano. Il fondo degli oceani è in continuo movimento perché ci sono le placche tettoniche, per cui questi carbonati viaggiano, si immergono nelle profondità della Terra e vanno dove c'è calore sufficiente per ritornare ad essere CO2 e altro. Ogni tanto arriva un'eruzione vulcanica che prende la CO2 e lo mette in atmosfera. Quello è uno dei cicli della CO2, ma come capite è un po' lento. Va bene, grazie ancora.